Arriva una boccata d'aria per i centri commerciali naturali in Sicilia. La Regione ha stanziato fondi per 5 milioni e mezzo di euro. L'iter era stato avviato nel 2009 dall'assessorato regionale alle attività produttive, con un bando che era finalizzato alla formazione di un albo regionale dove inserire dei consorzi di attività commerciali cittadini, con lo scopo di consentirgli di concorrere per l'ottenimento di finanziamenti per creare piani di comunicazione e marketing comuni, in modo da contrastare l'avanzata dei centri commerciali classici più conosciuti. Grazie a questo bando si sono formati circa 150 consorzi in tutto il territorio siciliano. Hanno ottenuto il finanziamento circa 130 comuni dell'isola. In provincia di Agrigento sono stati ammessi i centri commerciali naturali di Agrigento, San Giovanni Gemini, Porto Empedocle, Lampedusa e Linosa, Menfi, Sciacca, Ribera, Canicattì, Favara e Grotte. Idonei ma non ammessi a finanziamento Ioppolo Giancazio e Camastra. Per quanto riguarda il progetto del centro commerciale naturale di Via Atenea, presto arriveranno tante novità: panchine, fioriere e pannelli informativi. Si darà vita ad un programma di eventi per l'intrattenimento. Arriverà la musica con filodiffusione, un sistema gratuito di Wi-Fi, Fidelity Card e sconti nelle aree di parcheggio.